Telespettatori di Sesta Rete, ben ritrovati per la nuova stagione di Penalty, stagione 2012-2013. Siamo in diretta ogni domenica a partire dalle ore 19, la replica dopo le 23 e la replica anche nella prima mattinata di domani, lunedì. Un ben ritrovati anche chiaramente in questo caso alla nostra prima penaltina della Buona puntata. Buona domenica a tutti Lorena, e buon prima puntata. Com'è andata quest'estate? Bellissima, anche trascorsi insieme, infatti, peraltro. ci siamo anche divertiti. Sì. Però adesso si ritorna a parlare del calcio, quello dilettantistico. Chiaramente per chi non lo sapesse, Penalty è una trasmissione che cura principalmente i campionati dilettantistici siciliani, dal campionato di interregionale sino al campionato di seconda categoria, che ancora comunque non è iniziato, mentre invece è iniziato proprio questa settimana quello di prima categoria. Diamo subito spazio alla presentazione naturalmente del nostro primo commentatore ufficiale della trasmissione, quello che curerà chiaramente il campionato di interregionale e i due gironi del campionato di eccellenza, ovvero Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a tutti. Ben ritrovato anche a te. Grazie. Non sei per niente abbronzato. No, l'abbronzatura hai fatto poco scolorita. mare allora quest'estate. Non ne ho fatto tanto, però resta scolorita, siamo già nel pieno dell'autunno. È vero, è vero. Vicino al nostro Carmelo Puglisi, Pasquale Leonardo, direttore della Ciriale Calcio. Direttore, buonasera e ben ritrovato. Non è andata male, volendo, un pareggio, certo in casa quando si pareggia sembrerebbe quasi una sconfitta, ma io credo che comunque bisogna fare la politica dei piccoli passi, non so se lei è d'accordo. Assolutamente sì. Perfetto, con il direttore generale della Ciriale avremo modo chiaramente di parlare della stagione delle siciliane nel campionato appunto dei dilettanti e poi chiaramente parleremo soprattutto della squadra acese che è un po' il fiore all'occhiello della provincia catanese per quanto riguarda appunto le squadre dilettantistiche. Impostazione internet e sono contento perché fa parte appunto adesso della squadra di Penalty Salvatore Angemi. Ciao Salvo. Buonasera a tutti. Allora Salvo, diamo subito i riferimenti per quanto riguarda i collegamenti live con Penalty. Allora, quest'anno sono tantissimi, sembra che al mio arrivo qui a Penalty si siano volute fare le cose in grande. Allora abbiamo ovviamente la nostra mail che è info@programmapenalty.it, poi la pagina Facebook, sempre Programma Penalty, e da quest'anno è attivo anche il muro sul nostro sito internet che è www.programmapenalty.it. Basta entrare, registrarsi e commentare tutto quel che si vuole sul nostro muro. Quindi ufficialmente apriamo le linee, nel senso che già da adesso possono subito scrivere e dare i loro suggerimenti. Sì, suggerimenti, commenti, pareri e tutto quello che si vuole. Benissimo, sono contento. Prima di iniziare ufficialmente la stagione di Penalty di quest'anno, io volevo subito ringraziare naturalmente il nostro scenografo che quest'anno ha realizzato le cose straordinarie. Abbiamo una scenografia completamente rivoluzionata, la scenografia firmata da Salvo Campo, a cui naturalmente va un caloroso saluto, un caloroso abbraccio, perché lui è veramente un grande amico di Penalty, nonché di Sesta Rete. E poi un altro partner importante, ovvero gruppopaglia.it, e a tal proposito abbiamo Lorena che ci dà subito un piccolo suggerimento su questo sponsor partner di quest'anno. Sì, allora, anche se siamo nell'era digitale, il biglietto da visita continua ad essere di fondamentale importanza. La professionalità del vostro biglietto da visita è business card esclusiva del Gruppo Paglia. Gruppo Paglia, servizio stampa, qualsiasi dimensione e qualsiasi qualità, in 24 ore in Italia senza spese di spedizione. Gruppo Paglia è anche cartoleria, oggettistica, gadget, grande assortimento di penne, Parker, Basile e Waterman. Inoltre offertissime di fine anno, calendari in stile olandese a partire da 55 centesimi, calendario illustrato a partire da 70 centesimi, ogni 500 calendari 1000 biglietti da visita in omaggio, agende giornaliere personalizzate a 3 euro e per chiudere una grandissima e maxi offerta, 1000 biglietti da visita plastificati fronte e retro a colori a soli 34,90 euro. Gruppo Paglia vi aspetta nei suoi 3 punti vendita in via Vittorio Emanuele 19 e 204 e in Corso delle Province 129 a Catania.
Per maggiori informazioni sulle offerte basta visitare il sito www.gruppopaglia.it. Brava Lorena, sei stata bravissima, complimenti. E passiamo subito al calcio giocato. Carmelo, facciamo una cosa, diamo subito la schermata con i risultati, così con il direttore ne possiamo subito parlare in maniera diretta. I risultati del campionato di interregionale, siamo giunti alla quarta giornata. Lorena, a questo punto a te di nuovo la parola con i risultati e la classifica. Ad Acireale Nissa 1-1. Ad Agropoli Cosenza 0-1. A Messina, Città di Messina batte Licata per 5-3. A Paola, Comprensorio Montalto Cavese 2-2. A Paternò, Comprensorio Normanno Sambiase 0-0. E a Noto Ragusa 2-3. A Palazzolo Acreide, Palazzolo Gelbison 1-1. A Ribera batte Messina per il risultato di 3-0. E finiamo a Vibo Valencia, Vibonese Savoia 2-0. Certo, questa sconfitta del Messina è stata un po' inaspettata, il Cosenza balza a questo punto in vetta. Classifica, Lorena. Prima in classifica troviamo difatti Cosenza con 10 punti, seguono Messina e Savoia 9 punti. Gelbison e Vibonese 8 punti, Sambiase, Città di Messina, Ragusa 7. Agropoli 6 punti, Comprensorio Normanno e Ribera 5 punti, Comprensorio Montalto, Nissa e Cavese 3, Licata 2 punti, ultimi in classifica troviamo Noto, Palazzolo e Acireale con 1 punto. Diamo anche lettura per quanto riguarda il prossimo turno, sarà la quinta giornata, non abbiamo la schermata ma vi possiamo subito anticipare che ci sarà il derby cittadino tra il Messina e il Città di Messina e la Ciriale andrà a giocare nel campo del Savoia. Carmelo, questa partenza è un po' strana del Messina, nel senso che è partita alla grande, però oggi ha perso una partita che sembrava forse alla sua portata. No, più che altro questa giornata è stata strana perché ci sono stati diversi risultati sorprendenti. Messina che perde a Ribera, ma secondo me è molto sorprendente anche il Gelbison Cilento che dopo aver vinto bene col Paternò convincendo non va oltre l'1-1 a Palazzolo contro una squadra che ha avuto diverse difficoltà in questo inizio di stagione. E lo stesso Savoia che perde a Vibo Valencia. La Vibonese ha un progetto importante con un tecnico di grande livello che ha fatto anche la Serie B come Antonio Soda, ma non era partita benissimo, e questa sconfitta con il Savoia che perde a Vibo Valencia è comunque un risultato sorprendente e non so cosa ne pensa il direttore. Poi vorrei chiedere un'opinione anche a lui. Interessante questa vittoria del Città di Messina, questa vittoria molto rotonda. Il Città di Messina secondo me è una squadra tutta da scoprire, l'arrivo di Lo Monaco a Messina, questo nuovo progetto, e lei anche che è esperto di cose messinesi perché ha lavorato 2 anni a Messina, ha un po' offuscato il Città di Messina che senza i riflettori ha lavorato bene. Lei cosa ne pensa di questa giornata estremamente sorprendente? Che in questi casi sicuramente senza pressioni secondo me si lavora meglio. Poi il Città di Messina ha un'intelaiatura, bene o male è quella che ha vinto il campionato l'anno scorso, ha aggiunto poche pedine ma molto importanti come gli attaccanti Saranelli e Tiscione. Io credo che farà un buon campionato, è una società che conosco, fatta da persone. Poi Messina, diciamolo pure direttore, ha proprio fame del calcio che conta, C'è anche questa spinta notevole. Sì, non so questo dualismo fino a che punto potrà andare avanti, però sicuramente la società del Città di Messina è una società fatta di persone che hanno molta ambizione e sono persone che programmano bene. E questo Acireale oggi il primo punto importante anche per incominciare a muovere la classifica, e come abbiamo detto poc'anzi con la politica dei piccoli passi pian pianino ci si può riprendere comunque, credo, no? Sì, noi oggi potevamo vincere la partita soprattutto nel primo tempo dove abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo costruito delle azioni importanti, si vede già per qualcosa la mano del nuovo mister di Marra, che è una persona molto competente ed una persona molto brava a gestire le dinamiche dello spogliatoio. Purtroppo in questo momento paghiamo una condizione atletica deficitaria
e quindi nel secondo tempo siamo un po' calati e loro ci hanno... Però c'è tempo per recuperare. Io credo che poi alla fine i valori tecnici di un'intelaiatura importante come quella della Ciriale arriveranno fuori. Io penso e spero di sì. Tra l'altro, secondo me il primo mese e mezzo non vengono fuori i valori di tutte le squadre. Proprio un assestamento generale Sì, di secondo tutta me la verso categoria, di tutte le squadre, ottobre-novembre cominceremo a capire quali sono le squadre. sulla quale puoi fare corsa anche. Ma invece, Carmelo. direttore, possiamo dire che la scelta di Marra arriva con 2 mesi di ritardo? Un po' quando lei arrivò ad Acireale. Questa è una domanda cattiva. No, ma è bene spiegare, quando lei arrivò ad Acireale, un po' la conferma di Gardano sorprese, perché Gardano comunque era la scelta forte del suo predecessore e nonostante la salvezza comunque la stagione scorsa non è stato un granché. Arriva un direttore nuovo, ti aspetti che arriva anche un allenatore nuovo per iniziare un progetto nuovo, invece la conferma di Gardano un po' stupì e Marra era già in cima, è stato sempre un suo pallino, quindi possiamo dire che arriva con qualche mese di ritardo. Guardi, è un argomento molto delicato perché Gardano è una bravissima persona, è un bravo ragazzo, è un lavoratore. Relativamente a questo aspetto e a questa scelta della società, ecco, c'è da dire che Gardano è stato quasi subito riconfermato perché si è salvato facendo veramente i miracoli l'anno scorso. Grande lavoro, è è stato vero. un premio che la società ha dato, però Gli poi obiettivi il calcio- forse no, è che il calcio in questi casi purtroppo è... spesso non è riconoscente, ma con questo non vogliamo assolutamente No, aprire no. nessuna forma Insomma, di polemica, ci è mancherebbe. anche logico, Ettore, la domanda non voleva essere cattiva, è logico che quando arriva un direttore sportivo Eh beh. in una nuova piazza, Chiaro. l'allenatore è il simbolo di un progetto nuovo Ed è che giusto che comincia. sia così, certo. Gardano l'anno scorso ha fatto un suo lavoro, Con con grandi- grandi sacrifici, a mio infatti. avviso poteva anche fare di più, ma questa è una mia opinione personale che lascia il tempo che trova. sì. È normale, invece comunque sia direttore il pareggio di oggi lascia un po' l'amaro in bocca, però è anche vero che da oggi arrivano 2 considerazioni importanti. Comunque martedì la squadra tornerà al lavoro con il ritorno al gol di Roberto Cortese, che non è poco, e oggi chi ha visto la partita parla di uno strepitoso Macri. Sì, Macri è un calciatore importantissimo, non solo sul campo, anche all'interno dello spogliatoio, è un professionista, è uno che ha fatto la Serie B, è stato in rosa in Serie A, quindi è mentalizzato bene in questo senso. E Cortese è una punta di valore sulla quale noi crediamo molto. Ovvio che per fare i gol bisogna costruire le azioni. Certo, parte tutto da lì, da un centrocampo solido nell'interregionale insomma ci sono dei giocatori importanti che fanno la differenza soprattutto a centrocampo. Se non sbaglio abbiamo qualche email che è arrivata su penalty. Sono arrivate 2 mail su info@programmapenalty.it, una di Sebastiano79, credo che la provenienza sia quasi scontata, infatti dice Forza Cireale, un punto per cominciare. Visto, questa è una cosa positiva. La seconda di Granata001, possiamo fare di più, magari qualche acquisto in più a gennaio. Ecco, Che direttore. Che intanto già il mercato è a dicembre. Vabbè, intanto dobbiamo arrivare a dicembre, giustamente. Anzi, il 30 novembre si aprono le liste, per cui infatti. se ci sarà la necessità di Io credo farlo- che non si tirerà indietro la società No, probabilmente. assolutamente no, però io ripeto, questa è una squadra che ha dei valori importanti, bisogna avere del tempo anche perché abbiamo cambiato completamente tutto e quindi Certo. bisogna amalgamare il gruppo, Certo, assimilare bene i concetti del mister, Infatti. ci vuole un po' di tempo. Calma. E allora anche noi ci prendiamo un momento di pausa, ci fermiamo, abbiamo il primo break pubblicitario, tra poco ritorneremo sempre qui in diretta su Sesta Rete per il ritorno di Penalty, tutto il calcio, di cui il calcio vero non parla mai. A tra poco. Ed eccoci ritornati di nuovo in studio dopo il primo break pubblicitario di questa prima puntata della nuova stagione 2012-2013 di Penalty, in onda ogni domenica in diretta alle 19 appunto su Sesta Rete, siamo in replica poi dopo le 23 nella stessa domenica e poi anche nella mattinata di domani lunedì. Tra poco parliamo di eccellenza, però io un attimo volevo chiudere il discorso dell'interregionale insieme a Carmelo dicendo che
quale sarà a questo punto la squadra che sulla carta potrebbe effettivamente essere quella da battere? Da battere resta il Messina. Io credo che comunque, anche se nelle precedenti giornate, ad esempio nella vittoria della settimana scorsa, il Messina aveva sofferto più del dovuto. Ancora la formazione di Catalano non è al 100%, ma rimane nonostante tutto la formazione da battere. In questo momento in testa il Cosenza, ma secondo me da non sottovalutare, nonostante la debacle di oggi, è quel Savoia che è il prossimo avversario della Cireale, e in questo la coinvolgo. Direttore, anche lei d'accordo su quello che dice Carmelo? Sì, il Savoia è una squadra attrezzata per fare bene, sicuramente faranno bene. Temo comunque che quest'anno il Messina comunque avrà la meglio. Avrà la meglio. Temo per gli altri. Questa non per cosa i ci nostri. fa pensare che allora la Cigliale dovrebbe avere un ruolo non di primissimo piano? No, noi abbiamo costruito la squadra per avere un ruolo non di primo piano, però sicuramente cerchiamo di fare bene. Cerchiamo di fare bene. Un po' vi nascondete, Lo diciamo? Usciremo allo scoperto pian piano. Bene, mi piace questa cosa qui perché poi dopo c'è più soddisfazione. Noi con i risultati che arrivano uno acquista anche più soddisfazione. Vediamo invece a questo punto i risultati del campionato di eccellenza. la tosse. Sì, infatti abbiamo sentito, ma stai proprio Purtroppo, bene? sto un poco sono bene, i postumi sì. dell'estate. Io te l'avevo detto, d'estate devi stare un po' più al riparo. Benissimo, campionato di eccellenza, come al solito appunto dedicato al girone A e al girone B. Partiamo con il girone A, i risultati e poi la classifica. A Casteltermini, Atletico Campofranco, Folgole, Selinunte 4-2. A Bagheria Acragas 0-1. A Cammarata, Camarat San Cataldese 1-1. A Mazzara batte Marsala 4-1. A Palermo, Parmoval Monreale 3-1. A Raffadali Alcamo 0-0. A Custonaci, Riviera Marmi, San Giovanni Gemini 1-2. E a Trapani, Valderice batte Leonfortese per 5-2. Terza vittoria consecutiva per la squadra di Rigoli, l'Acragas che vuole assolutamente ritornare nel campionato di interregionale e in questo momento al primo posto in questo girone A. Ma guardiamo la classifica. Prima in classifica troviamo Acragas con 9 punti. Seguono Alcamo, Camarat e Raffadali con 7 punti. Leonfortese, Atletico Campofranco, Parmoval, San Giovanni Gemini 6 punti. Mazzara 5, Valderice 3 punti, Monreale 2, Riviera Marmi, Bagheria e San Cataldese 1 punto e ultimi in classifica troviamo Folgore Selinunte e Marsala con 0 punti. E sottolineiamo anche che il Mazzara ha un punto di penalizzazione. Mazzara un punto di penalizzazione. Perfetto. Campionato di eccellenza girone A, ho detto bene, l'Acragas, Rigoli, ancora una volta in primo piano, la figura di questo allenatore importante che dopo aver stravinto il campionato dello scorso anno con il Ragusa ritorna indietro di categoria per cercare di vincerla di nuovo. Ettore, ma questo turno c'è la grande sorpresa della sconfitta della matricola terribile Leonfortese che perde 5-2 a Valderice con una squadra che fino a questo momento nei primi 180 minuti non aveva fatto punti e quindi di fatto lascia un'autostrada aperta all'Acragas di Pino Rigoli che, come dicevi tu bene, vince per la terza settimana di fila e già inizia a dettare il passo là davanti. Continua a fare un po' impressione l'inizio ostentato di quelle che dovrebbero essere, quantomeno per blasone, due big del girone occidentale di eccellenza, la San Cataldese che conquista con grande fatica il primo punto a Cammarata, anche un po' a sorpresa, e il Marsala che viene travolto a Mazzara. Comunque sia, quest'anno né il Marsala né la San Cataldese hanno squadre competitive, però vedere formazioni così blasonate e così in affanno fa un po' impressione. Il Marsala continua la sua discesa, no? Dalle categorie. Tra l'altro l'anno scorso perse i play-out proprio con la Cireale. E quest'anno va lodato secondo me anche il San Giovanni Gemini che, nonostante le difficoltà dell'anno scorso, ha confermato Riccardo Chico, altro ex tecnico Acese, lo ha confermato in panchina e ha fatto bene, perché la formazione del San Giovanni Gemini ha fatto un buon inizio di campionato. Però anche sul girone A, direttore, alla lunga Acragas o Leonfortese, perché comunque il duello sarà quello secondo lei? Io credo Acragas comunque, perché comunque è una guida sicura, esperta, ha già vinto la categoria l'anno scorso,
Pino Rigoli E poi il blocco Ragusa paga sempre, Pellegrino. Ma soprattutto anche come città, no? Probabilmente rispetto a Leonforte, senza nulla togliere chiaramente alla squadra ennese, però probabilmente il blasone di una città in una categoria così importante fa tantissimo, penso che anche lei sia d'accordo. Sì, assolutamente, ma diciamo la struttura tecnica della squadra è già una garanzia e poi è condotta da un allenatore a mio parere molto Vincente, assolutamente. Prossimo turno però, Sì. Ettore, non so se già ne abbiamo parlato, il prossimo turno Sì, possiamo dare molto, riferimenti. molto più insidioso secondo me per un l'Agragas. Parmoval. Questo Parmonval non ha grossi nomi, ma è una squadra molto insidiosa, mentre teoricamente la Leonfortese Guarda, con abbiamo proprio la schermata, Esatto. la possiamo dire: Agragas Parmonval, Alcamo Mazzara, Folgore contro il Valderice, la Leonfortese giocherà contro il Riviera Marmi, Monreale Raffadali, San Giovanni Gemini contro Bagheria ed infine chiuderanno San Cataldese Atletico Campofranco e Marsala Camarat. Teoricamente un turno favorevole alla Leonfortese di Gaetano Mirto, Per che recuperare contro un po'. il Riviera dei Marmi non dovrebbe essere problemi, mentre sono gare da seguire quella dell'Esseneto fra Agragas e Parmonval e quella di Alcamo che metterà di fronte i bianconeri ad un Mazzara che comunque dopo il successo odierno è da seguire. È vero, è vero. Benissimo, allora a questo punto diamo parola di nuovo alla nostra Lorena perché deve darci il quadro del girone B del campionato di eccellenza dove anche in questo caso abbiamo qualche novità. Ad Aci Sant'Antonio, Real Avola 1-0. A Gela, Atletico Gela, Mister Bianco 0-1. A Pachino, Città di Rosolini, Modica 0-1. A Comiso, Città di Vittoria 1-2. A Barcellona Pozzo di Gotto, Nuova Igea, Atletico Villafranca 2-0. A Capodorlando, Orlandina Tiger 0-0. A San Gregorio Mazzarà 0-0 e a Taormina Due Torri 2-2. Anche in questo girone abbiamo una squadra a punteggio pieno, 3 vittorie, ovvero 9 punti. Parliamo della Città di Vittoria, guardiamo la classifica completa del girone B del campionato di eccellenza. In vetta troviamo il Città di Vittoria con 9 punti, seguono Due Torri e Aci Sant'Antonio 7 punti, Nuova Igea 6 punti, Tiger, Orlandina e Modica 5. Comiso 4 punti, Mazzarà e Mister Bianco 3 punti, Atletico Villafranca e San Gregorio 2 punti, Atletico Gela e Taormina 1 punto, ultime in classifica Città di Rosolini e Real Avola con 0 punti. Ricordiamo Mister Bianco 2 punti di penalizzazione. Dovremmo avere anche per questo girone il tabellino completo del prossimo turno, parliamo chiaramente della quarta giornata, si giocherà Atletico Villafranca San Gregorio, Vittoria Orlandina, Due Torri Comiso, Mazzarà Città di Rosolini, Mister Bianco contro Nuova Igea, Modica Taormina, Real Avola Atletico Gela ed infine si chiuderà con Tiger Aci Sant'Antonio. Nel frattempo che parliamo con Carmelo su questo girone possiamo mandare in onda anche le immagini dell'incontro che si è svolto a San Gregorio tra San Gregorio e Mazzarà finito sullo 0-0. Ecco, saranno un po' delle immagini di sottofondo per capire bene a questo punto dove vuole arrivare soprattutto il Città di Vittoria, che ancora una volta ha rimescolato le carte, ha riordinato il tutto e si candida probabilmente a vincere questo girone. Ma sai, visto che abbiamo le immagini del San Gregorio, Ettore, a questo punto meritano un plauso secondo me in questa terza giornata le 3 squadre catanesi. È vero, perché giusto. il San Gregorio oggi aveva fatto un altro punto contro una squadra difficile come il Mazzarà. Sì. Ma io ricorderei soprattutto il punto che i ragazzi di Malaguarnera hanno preso domenica scorsa a Modica, impresa non facile. Molto difficile. Ma meritano un applauso le altre 2 catanesi. L'Aci Sant'Antonio ha conquistato un successo importantissimo con l'Avola ieri in casa, e preziosissima anche la vittoria del Mister Bianco, che addirittura è andata ad espugnare niente poco di meno che il Vincenzo Prestiligera andando a battere l'Atletico. È stato un turno che ha parlato catanese, ma soprattutto non solo hanno vinto ma hanno convinto sia il Mister Bianco che l'Aci Sant'Antonio, entrambe molto ciniche, squadre molto pragmatiche. Aci Sant'Antonio a questo punto secondo in classifica con 7 punti. L'Aci Sant'Antonio sta facendo un bellissimo campionato nelle mani di Salvoricca questa Ma squadra. non hai risposto alla mia domanda però, su questo Vittoria che il Vittoria, forse ora si ci arrivavo, candida. chiusa la parentesi delle catanesi, il Vittoria si è già candidato, Giovanni Campanella con
con questi ragazzini, perché stranamente quest'anno il Vittoria non ha investito tanto, ha puntato esclusivamente sui giovani e Giovanni Campanella sta facendo un gran lavoro. In questi giorni, tra l'altro, Ettore, noi leggiamo molto di Da Costa, che è il capocannoniere del girone B di eccellenza, ma Campanella è riuscito a rilanciare un ragazzo, un 90, che è Cocimano, che è il partner d'attacco di Da Costa, un ragazzo che ha conosciuto anche il professionismo a Barcellona, Pozzo di Gotto con l'Igea Virtus, poi si era un po' perso per strada, l'anno scorso giocava in terza categoria, quest'anno Campanella l'ho rilanciato, ma ci sono tanti ragazzi che si erano un po' persi, che Campanella sta rivitalizzando. Una voglia di rivalsa, e può aiutare tantissimo. questo Vittoria sta facendo veramente una bella cavalcata. Io invece però, Ettore, col direttore volevo infatti, parlare. vediamo se è la stessa cosa che volevo chiedere Questa classifica sorprendente ci costringe a parlare un pochettino dell'Orlandina. Quest'estate noi abbiamo detto tanto, il presidente Romagnoli che viene dalla Germania, Graziano Cesari, Brio. In realtà finora hanno fatto una bella campagna acquisti, hanno preso El Amraoui, hanno confermato Dell'Orzo, hanno preso Crinò dall'Igea Virtus, Palma in difesa, però finora grandi nomi, tanti proclami, però concretamente poco. Ma il campionato d'eccellenza è un campionato, secondo me, che non si fa con i grandi nomi, ci vogliono giocatori di categoria. Io non sottovaluterei il Due Torri, perché secondo me... ma io ho l'impressione che il Due Torri faccia sempre dei campionati importanti, però poi sembra come se scegliesse di non arrivare al vertice. Dipende esattamente dall'obiettivo della società. A volte la società dice fermiamo così, perché certo. magari fare il salto di qualità vuol dire altri investimenti, diventa oneroso, e quindi magari ci si accontenta di fare un buon campionato. E su questo Vittoria? Ritorniamo al discorso stesso dell'Acragas, no? Sì, Cioè blasoni importanti. Sì, sostanzialmente sì, il Città di Vittoria è un discorso uguale a quello dell'Acragas. Direttore, ma lei segue questi campionati di eccellenza? Poco, non molto. Però può darsi che dentro qualche squadra ci c'è può essere qualche... c'è gli passano qualche nominativo anche ogni perché tanto, quest'anno in entrambi i gironi big non mancano. Ad esempio, direttore, mi interessava anche la sua opinione, ad esempio, sulla nuova Igea, che non viene vista fra le favorite, però in attacco c'è un certo Rino Frisenda, che è un professionista, ha fatto tanti anni di Serie C, anche da Cireale, che ha fatto una scelta di vita, è rientrato nella sua Barcellona, e i gol ancora li sa fare. Ma lì a Barcellona, sempre stesso discorso, credo che la società sia in questi casi abbia un'influenza importante. È la società spesso che determina l'andamento della squadra. Sicuramente hanno un attaccante che farà la differenza in questa categoria. Bisognerà vedere poi se la società avrà la forza anche di fare il salto di categoria. Rimanere in vetta per tutta la stagione non è una cosa facile, No, a prescindere da quella che è la categoria, giusto, no? Molto difficile. Senta, direttore, per congedarla, a questo punto abbiamo capito che la Ciriale pian pianino ha riconquistato probabilmente anche il nuovo rapporto con i tifosi. Vogliamo lanciare qualcosa attraverso lo schermo di penalty? Sì, io spero di aver fatto un buon lavoro e di aver innalzato il livello qualitativo della squadra. Ho chiesto sin dall'inizio ai tifosi, alla piazza, a tutti di avere un po' di pazienza, perché quando si cambia tutto è necessario un po' di tempo per amalgamarsi sia dentro la società, sia dentro il campo, sia nello spogliatoio e altro. So che la piazza di Acireale è molto esigente, ma anche io lo so. Chiedete un po' di tempo, perché penso che i tifosi vi seguono con tanta passione, forse hanno tanta voglia di ritornare di nuovo a certi livelli, però credo che ma se lo meritano, pian pianino bisogna fare questo percorso. Grazie per essere stato con noi, auguriamo un in bocca al lupo e speriamo di rivederla presto di nuovo, anche con una bella posizione in classifica della Ciriale. Che sia di buon auspicio. Perfetto. Carmelo, ultima battuta? Chiudiamo un po' col prossimo turno, è una bella opportunità per il San Gregorio, che secondo me può centrare il primo successo dopo il suo ritorno in eccellenza a Villafranca, da seguire Vittoria Orlandina e anche Tiger Aci Sant'Antonio. Il mister bianco può cercare continuità, secondo me, al Toruccio La Piana con la nuova Igea. Finora, se proprio dobbiamo trovare una lacuna a questo mister bianco che è cominciato bene, ancora gli attaccanti né Inserra né Nicolosi si sono sbloccati, però
segna Caruso, la squadra gioca bene, se vince con l'Igea può fare un campionato C'è stata anche importante. un po' di confusione a Mister Bianco, C'è stata- allenatori che sono andati, che sono tornati. C'è stata tanta confusione perché oggettivamente 3 allenatori, infatti, è una cosa un po' eravamo strana. partiti con Alderisi, Sì. poi andiamo con Richichi, ora siamo con Con Coppa. Coppa. Insomma c'è un po' di confusione. Fermiamoci. Però tutto sommato la società ha fatto un po' di confusione. Però è lì. Però tutto sommato è lì, e comunque il presidente Spampinato e il DS Chiavaro comunque riescono sempre a trovare la quadra. Il mister Bianco di questo inizio di Può dire la stagione sua. non mi è dispiaciuto. Infatti. Ripeto, se domenica vince anzi sabato vince con l'Igea, può essere protagonista. Grazie a Carmelo. Una battuta veloce la facciamo con Salvatore Angevi, il nostro uomo da postazione internet, e poi subito in pubblicità. Allora, dimmi. È una domanda credo specifica per Carmelo, perché innanzitutto... Ha solo 30 secondi per rispondere però, Sì, ci arriva su Facebook da Anonymous73, fa complimenti per la nuova sigla, peccato per la sconfitta della prima posizione, quindi la perdita della prima Posizione? posizione in classifica, scusate, in classifica. Lo Monaco sarà un bluff o un successo? Veloce, 30 secondi, sarà un successo. Sarà un successo. Sarà un successo. E con questa bella battuta di Carmelo Puglisi, che salutiamo e che rivedremo la prossima settimana, salutiamo anche la nostra penaltina che va a bere un bicchiere d'acqua perché la vedo Sì, un po' vado a disperata. prendere un succo per la Ci tosse. fermiamo, abbiamo di nuovo la pubblicità, tra poco rientreremo in studio, parleremo del campionato di promozione, altri ospiti, e arriva la seconda penaltina, ovvero Giada. A tra poco, dopo la pubblicità. Eccoci rientrati in studio, abbiamo messo da parte dunque il campionato di interregionale, abbiamo messo anche da parte soprattutto i 2 gironi del campionato di eccellenza, e adesso ritorniamo di nuovo a parlare del calcio giocato con il campionato di promozione. Salutiamo intanto la nostra seconda penaltina. Buona domenica a tutti Ciao, e ben ritrovati. ben ritrovata Dopo anche a una lunga te. estate, eccoci di nuovo qua. Benissimo, perfetto, anche tu ti sei divertita, abbiamo Sì, saputo. sicuramente, spero anche tutti quelli che ci stanno seguendo in questo È momento. vero, è vero, è vero, lo hanno fatto. Salutiamo a questo punto Alessio Di Mauro, il commentatore ufficiale per quanto riguarda il campionato di promozione. Buonasera, E Ettore. insieme a lui, tu sei già un volto conosciuto, ma è anche molto conosciuto il volto che ti è vicino, ovvero Turi Di Stefano, Buonasera. che adesso ci deve spiegare qual è il suo vero ruolo, nuovo ruolo nella squadra del Città di Mascolo Scia. Ma prima presentiamo chiaramente il presidente Giovanni Spina. Ciao Buonasera. Giovanni, ben Ciao. ritrovato. Non parliamo in questo momento del Città di Mascolo Scia perché capiremo che cosa sta succedendo dalla tua voce. Quindi salutiamo Turi Di Stefano. Turi, io non so, cioè tu sei stato allenatore, grande successo, direttore sportivo, direttore tecnico, direttore generale. Chiaramente Responsabile c'è responsabile del settore del giovanile, del- però a questo punto il ruolo secondo me nel Città di Mascolo Scia è un ruolo probabilmente diverso da tutti gli altri che hai ricoperto. Dico bene? Ma sicuramente. C'è intanto dell'amicizia personale nei confronti di questa società, nei confronti anche di Spina, no? Onestamente io optavo più che altro a togliermi ormai di torno, diciamo, dal calcio, perché non volevo più fare niente, onestamente. Alla mia età forse mi penalizzava non la salute, ma lo stress. Poi ovviamente che è successo? Che dopo il mare, l'amico mio qui Giovanni Spina, presidente, Squadra ripescata tra l'altro, ripescata, di prima oltretutto, categoria, avevano fatto i playoff che erano andati un po' male, esatto. però Ho fatto una proposta che non potevo dire no, perché tu sai, a Mascalo Scia ci ho giocato nel mio piccolo, poi qualche piccolo successo l'ho avuto negli anni precedenti. E una mia creatura in un certo senso, sia quella precedente che questa di ora, che i 3 moschettieri, io riferisco 3 moschettieri, Infatti. che hanno preso questa squadra, una gatta da palare veramente, una società giovane però con buoni intendimenti, Luca, Michele e Giovanni. Luca, Michele e Giovanni, vedi, il trio fantasia in un certo senso. Quindi mi ha dato questa opportunità. La tua esperienza e questo servirà piacere. tantissimo. Poi dirà lui il ruolo che copro io, non Benissimo, devo adesso essere quindi io. allora parola a Giovanni. Giovanni, ma che ruolo avrà Turi? Perché effettivamente abbiamo detto che ha avuto tantissimi ruoli nella sua carriera sportiva. Attualmente io credo che possa essere un tramite un po' per tutto l'ambiente, no? L'ambiente della Città di Mascalo Scia. Noi abbiamo pensato bene, praticamente, visto il legame che lega me con Turi,
di dargli un ruolo importante, visto l'importanza del campionato. E praticamente il mister ricoprirà sarà direttore dell'area tecnica del Mascaluscio. Avevo individuato bene il ruolo, Avevi direttore individuato tecnico, bene. infatti, perché l'esperienza serve tanto. L'esperienza perché serve questo tanto, sì. campionato per voi è iniziato un po' male, però sono sicuro che vi riprenderete. È un campionato diverso rispetto a quello della prima categoria, no Giovanni? Sicuramente sì. Cioè, ci vuole anche un po' più cattiveria quasi. Sì, sì, ci vuole più cattiveria perché già trovi le squadre sono organizzate sia tecnicamente che tatticamente, atleticamente, è un campionato più fisico e come dicevo prima, cioè, trovi squadre veramente ben organizzate e noi venendo dalla prima categoria, anche se ci siamo rinforzati, Certo. avendo preso Merenda dal ex Tre Castagni, Ponzio in ultimo dal Taormino, però ancora stiamo Il cercando trapasso di ancora trovare è l'assetto traballante. giusto, sì. Allora, guardiamo un po' adesso invece i risultati, no, dei 4 gironi che andremo a vivere durante la stagione di penalty, girone A, B, C e D. Iniziamo subito con il girone A e come al solito Giada ci dà il quadro completo con i risultati e la classifica, chiaramente. A te, Giada. A Corleone, Atletico Corleone, Campobello di Mazzara 1-1. A Canicattì, Cianciana 3-3. Città di Carini, Dattilo 1-1. Strasatti, Città di Terrasini 1-1. Partinica Audace batte Aragona 2-1. A Favara, Pro Favara, Mussomeli 4-0. A Sciacca, Salemi 3-2. Sera di Falco, Skanderberg Piana, 2-1. Io lo sapevo che con questa squadra avresti trovato qualche difficoltà. È la nuova ci squadra può anche ancora, stare sì. perché è una nuova squadra del campionato di promozione. Diamo lettura della classifica dove abbiamo un terzetto in testa, ovvero Canicattì, Città di Terrasini e Pro Favara. A Con te. 7 punti. Con 7 punti, sì. Segue Sera di Falco e Sciacca 6. Campobello di Mazzara, Dattilo 5. Strasatti, Cianciana, Atletico Corleone, Partinica Audace 4. Aragona 3 punti. Città di Carini 2. Mussomeli 1 e si chiude con Salemi e Skanderberg Piana 0. Perfetto, stavolta non hai sbagliato. Alessio, girone A del campionato di promozione, un terzetto, beh, ancora un po' la classifica indecifrabile. Allora, diciamo che rispetto alle aspettative di quello che si parlava in estate, la classifica è molto veritiera. Infatti le candidate alla promozione finale dovrebbero essere Canicattì, Terrasini e Pro Favara. Queste 3 squadre infatti sono quelle che meglio si sono attrezzate nel corso del mercato estivo e quindi punteranno, andremo avanti nel corso delle giornate. Una curiosità Sì? arriva dalla squadra del Pro Favara Sì? che in settimana ha ingaggiato un giocatore dalla Liga spagnola, dalla Serie B spagnola, addirittura. si chiama Davide De Lisi, è un classe 86 e ne parlano benissimo. Hai visto, Turi, succede anche questo nel campionato di promozione. Leggevo attentamente la classifica e i risultati dove ci sono società blasonate, Favara. Favara, Canicattì, Infatti. Partinica Audace, insomma che purtroppo io mi auguro oltretutto che queste società Ritornino al più presto. perché negli anni precedenti c'erano delle società dove in Sicilia si padroneggiava. Però io credo che con questa crisi del calcio non penso che Questo è ci d'accordo. saranno molte E squadre allora- a venire nei e prossimi allora, anni. Una chicca dico, lavoriamo sul settore giovane. Bravo, sono d'accordo con te. Proseguiamo, parliamo sempre del campionato di promozione, adesso diamo il quadro completo del girone B, dove abbiamo il Cefalù e il Sant'Agata che in questo momento sono in vetta, ma guardiamo i risultati appunto di questa terza giornata. A Palermo, Cus Palermo, Rocca di Caprileone 0-0. A Cefalù, Igea Virtus 1-1. Ciapazzi, Spada Forrese 0-0. A Palermo, Equipe Comprensiero Palermo, Montemaggiore 0-2. Patti batte Marmertina 2-0. A Termini Merese, Real Calcio Collesano 1-0. Sant'Agata, Sacro Cuore Milazzo 2-1. A Torregrotta, Delfini Vergine Maria 4-2. L'abbiamo già detto, lo riconfermiamo, Cefalù e Sant'Agata in questo momento in vetta con 7 punti in questo girone B del campionato di promozione. A te Giada.
sono seguiti da Patti con 6 punti, Real Calcio Torre Grotta 5, Sacro Cuore Milazzo, Rocca di Caprileone, Montemaggiore 4 punti, Equipe Comprensiero Palermo, Mamertina, Ciapazzi, Igea Virtus 3, Spada Forese 3 punti, Cus Palermo 2 e chiudono con Lesano e Delfini Vergine Maria un solo punto. Allora Alessio, girone B di questo campionato, Cefalù, insomma squadra blasonata, diciamolo pure. Assolutamente sì. Io aggiungerei anche l'Igea Virtus e il Sacro Cuore Milazzo, che hanno speso tanti soldi per il mercato, però attualmente sono un po' attardate in classifica. L'Igea Virtus infatti nelle prime 3 giornate ha raccolto solamente 3 pareggi, non riuscendo a vincere, però si può subito riscattare già settimana prossima contro l'Equipe Comprensorio Palermo, Che può un turno favorevole aiutare, poi in casa, perciò. infatti. Mentre vedo un po' in difficoltà sia il Collesano che anche il Delfini Vergine Maria, accodati in fondo alla classifica, di cui le speranze non sono poi. Hai detto tanto che qualcuno ha positive. speso tantissimo. Qual è la squadra che ha speso tantissimo? Sacro Cuore Milazzo e Igea Virtus. Presidente, hanno speso tantissimo per fare il campionato di promozione, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo seguire questo esempio oppure alla fine bisogna sempre accontentarsi di quello che si può fare? L'esempio è quello che diceva prima il mister, bisogna curare per bene i settori giovanili e avere le risorse dentro. Poi sul settore giovanile apriremo una bella parentesi perché il Città di Mascalocia ha veramente preparato una stagione con una scuola calcio importante, abbiamo anche delle immagini. Devo farvi i complimenti perché oggi come oggi avere una struttura privata che possa essere utilizzata per fare una scuola calcio probabilmente è fondamentale. Giovanni, Sicuramente sì. mi dai conferma Sì, anche sì. tu, mister, sei È d'accordo, fondamentale. no? Determinante. È determinante, è Io determinante. avevo una domanda Sì. per Ivan, perché ci arriva da Giuseppe P, voleva sapere se ancora nell'Igea Virtus c'è qualche volto della vecchia dirigenza. Credo che sia stata rivoluzionata un po' tutta la dirigenza e quindi penso che abbiano cominciato una nuova fase della loro crescita. Un nuovo ciclo completo. Completo. Assolutamente sì. Parliamo della nuova Igea? Nuova Igea? No, dell'Igea Virtus. Ah, dell'Igea Igea Virtus in Sì, promozione. sì, in promozione. Hai qualche notizia del girone B? Perché so che sei sempre curatore di news particolari. E l'unica notizia arriva dal Cefalù, che ha acquistato il giovane centravanti Domenico Culotta, classe 94, ex Siracusa, quindi ha disputato l'anno scorso il campionato di Serie C1. E adesso gioca in campionato di promozione. Sì. Evidentemente ha trovato un altro lavoro. Indubbiamente. Perché è giusto che sia così. Campionati dilettantistici vengono fatti anche perché molti ragazzi lavorano e poi la sera si allenano e partecipano ad un Si campionato guardano un dilettantistico. attimino allo specchio e valutano. E valutano intelligentemente. Se io arrivo a un certo punto Qualcuno si smarrisce se hanno quando la fa questa fortuna scelta, oggi di trovare lavoro, è giusto che sia È così. giusto, è giusto. Proseguiamo sempre del campionato di promozione, adesso parliamo del girone C e lo facciamo con Giada. Abbiamo il Belpasso, un po' a sorpresa devo dire, in vetta. A te Giada. A Belpasso, Via Grande 4-0. Enna, Real Belpassese 0-0. A Mili Marina, Pistunina, Riviera dello Stretto 2-1. A Castiglione, Randazzo, Real Giarre 0-0. Real Santa Venerina batte Nicosia 3-2. A Catania, scommettendo a Giranissoria 0-4. A Santa Teresa di Riva, Sport Insieme, San Sebastiano 0-0. Troina, Fiumi Freddese 0-1. Bene, lo abbiamo detto, il Belpasso un po' a È in sorpresa vetta. in vetta con 9 punti. Diamo lettura della classifica? Sì. Così poi ne possiamo discutere anche con i nostri ospiti. Appunto, come abbiamo già detto, Belpasso con 9 punti, Real Belpassese, San Sebastiano 7, Riviera dello Stretto, Pistunina, Fiume Freddese, a Giranissoria 6 punti, Randazzo 4, Via Grande, Nicosia, Enna, Real Santa Venerina 3 punti, Real Giare 2, Troina e Sport Insieme 1 e per chiudere Scommettendo 0. Allora, Belpasso in testa con 9 punti, evidentemente
credo che ci sia un bel progetto per questa stagione. La cosa strana è che il progetto sia interessante sia per il Belpasso che anche per la Real Belpassese. E infatti là ci sarà poi lo scontro. Infatti, perché è comunque una cosa strana che in una città ci siano due progetti diversi e tutti e due ambiziosi per il salto di categoria. È vero. Turi? No, e questo non è una novità perché negli anni precedenti C'era la Belpassese Belpassese e Belpasso. Quindi per cui sono ritornati nuovamente a competere. Però io credo che l'unione possa dare Ma più tante volte forza. l'unione non fa la forza, perché ci sono sempre discordanze È nelle vero, fusioni. è vero, è purtroppo. vero. Io volevo spezzare una lancia invece a favore della San Sebastiano Sì? di Calascibetta. Calascibetta. dove Ho visto che ci sono delle cose positive e delle cose negative. La cosa positiva è che la squadra è stata rinforzata tantissimo. Sì? La cosa negativa è che purtroppo molti giovani non vengono dal vivaio sibetano, ma da fuori completamente. Addirittura. Sì, sì, Quindi ci allora lì è un saranno- progetto ambizioso perché è economicamente impegnativo. Ci saranno sì e no 3-4 volte di Calascibetta. Incredibile, non sapevo di questa news, complimenti Salvo. Noi adesso guardiamo in sottofondo, mentre parliamo di questo girone, alcune immagini dell'incontro tra il Randazzo e il Real Giarre, che sono due squadre che probabilmente insomma vorranno dire la loro in questo campionato. Parliamo prima con il nostro Alessio, L'esperto. l'esperto. Sì, la gara di oggi sicuramente non è stata entusiasmante, infatti è finita con uno scialbo 0-0. Per chi ha visto la partita si è accorto di due squadre ancora forse impallate, Indietro? sì, indietro nella preparazione. Possiamo dire che mister Petrullo e Romeo hanno ancora molto da lavorare. È vero, è vero, è vero. Però probabilmente le ambizioni ci sono, mister. Le ambizioni ci sono perché il Giarre ha un presidente vulcanico che vuole assolutamente vivere le atmosfere Ma del sai, calcio che Tu conta. sai che il Giarre ha tante tradizioni, ha sfiorato la Serie B negli anni Infatti, precedenti, quindi per col cui mitico Ventura. una piazza grossissima dove noi altri sempre ci auguriamo, tutto fa parte del catanese, che diciamo così scali la classifica e vada quantomeno in CNT perché lo merita. E ricordo una partita Giarre Acireale, stupendo, Super derby. super derby da favola, quindi per cui mi auguro che Giarre Poi la Cireale quando fece il salto in Serie B acquistò alcuni giocatori proprio dal È Giarre. vero, Esatto. bravo Salvo, preparatissimo. E chiudiamo, così finalmente parliamo anche chiaramente di questa città di Mascolucia con il girone D, anche in questo caso parliamo della quarta giornata e vediamo un pochino cosa è successo. Vai Giada. A Siracusa, Rarinantes Atletico Catania 1-1, Mascalucia Santa Croce 0-1. A Scordia Caltagirone 3-1. A Siracusa Ellenica Aci San Filippo 0-1. Ad Acate Real Ragusa Città di Augusta 0-0. Sant'Angelo Licata Enzo Grasso 0-0. Scicli Real Niscemi 1-0. A Sant'Agata di Battiati Sporting Battiati San Pio X 0-0. Bene, c'è una gran confusione anche in vetta perché sono moltissime le squadre. Abbiamo lo Sporting Battiati, l'Atletico Catania, il Sant'Angelo Licata e lo Scordia, pensato un po' con 7 punti. Io credo che sia uno dei gironi più equilibrati. Hai la classifica, la possiamo Sì, anche sì. vedere in schermata e così poi ne parliamo con i nostri ospiti di questa domenica. Oltre alle 4 squadre in vetta vi sono Real Ragusa e San Pio X con 5 punti, Città di Augusta, Enzo Grasso, Scicli, Santa Croce 4, Aci San Filippo, Ellenica e Caltagirone ben 3 punti, Rarinantes 2, Mascalucia e Real Niscemi 0. Allora, punto della situazione e poi dopo parliamo subito di questa situazione a Mascalucia, perché 3 partite e 3 sconfitte insomma non sono certamente un buon bigliettino da visita, quindi bisogna tirare fuori gli artigli. Prima con Alessio. Allora, come dicevi bene tu prima, Ettore, questo è il girone, quello più equilibrato tra i 4. Infatti ci sono 4 squadre in vetta con 7 punti. Un po' a sorpresa lo Sporting Battiati e l'Atletico Catania, che hanno costruito delle squadre per la salvezza. Mentre il Sant'Angelo Licata
chissà, può ambire forse a qualcosa Un po' a di sorpresa sta lì. Sì, sicuramente le favorite come la San Pio e lo Scordia daranno del filo da torcere a tantissime squadre del girone, mentre discorso diverso per il Mascalucia, dove nonostante io l'ho visto giocare, ho visto giocare contro l'Aquila Caltagirone, devo dire che hanno una bella squadra sotto un punto di vista di costruzione del gioco, ma forse manca un po' di concretezza lì in attacco. Questo è il Città di Mascalucia. Il Città di Mascalucia. Questa è una tua affermazione. Una mia affermazione. Sentiamo un po' cosa dice il presidente. Il confronto. Il confronto. Giovanni. Al momento i numeri gli danno ragione. Però i perciò numeri non devono essere che bisogna buttare tutto giù dalla torre. No, I numeri servono per capire, vagliare, valutare e provvedere. Noi siamo molto fiduciosi comunque, crediamo al gruppo, crediamo al mister, crediamo al progetto. Bene. Bene o male io già ho visto giocare quasi tutte le squadre, la classifica parla da sola, è un campionato molto equilibrato, dove secondo me alla fine comunque a corsa lunga poi la San Pio, la C San Filippo anche, che si sono attrezzate per fare un campionato importante. In molti dicono anche lo Scordia. Anche lo Scordia, però da sottolineare anche il Santa Croce, la squadra che abbiamo incontrato ieri. Sì. Ho visto una gran bella squadra, molto quadrata in campo. Società riorganizzata, Società tra l'altro, riorganizzata, perché anche loro hanno avuto alti e bassi, annate storte, annate dritte. Ci Perché sarà da stanno. soffrire comunque. Ci sarà da soffrire, Turi, ci sarà da soffrire. Tu che sei il responsabile tecnico, non dico che hai la bacchetta magica, però io credo che sicuramente in questo momento hai un po' l'umore, no, dello spogliatoio insieme al mister. Diciamo che da una settimana che Sì. sono, che Mi hai detto però che li hai mi visti ha dato lavorare tutto. bene, i ragazzi comunque sono intensi. Sì, sono ragazzi interessanti, onestamente posso dire. Sì, già il Presidente ha detto tutto, nel senso che la squadra già è ottima dall'anno scorso, no? Qualche elemento è venuto, purtroppo sono state penalizzate, dico penalizzate precedentemente, fra squalifiche dall'anno scorso, 3 difensori, quindi con l'Acqua Cambichiere, con la difesa inventata hanno giocato. Io so che hanno fatto un'ottima partita. Poi hanno giocato a Siracusa e i complimenti di Sparta, un ottimo allenatore, ex giocatore del Catania regionale. Ex Priolo anche tra l'altro quindi, ultimamente. Ieri era la prima partita che io onestamente ho assistito dalla tribuna per visionare un attimino la situazione. Io ho visto un gran Santa Croce Camerina, anche merito di loro, un attimino anche di merito nostro, perché siamo entrati un po', diciamo, timorosi, sai, 2 risultati negativi ti portano magari a non avere quella tranquillità, Sì, è hai vero. paura di prendere il gol ed è normalissimo. Nel secondo tempo, diciamo, dopo i primi 10 minuti del Santa Croce Camerina, che potevano anche raddoppiare onestamente, il Mascalucia lentamente ha capito la sua forza, ha capito che poteva pareggiare la partita e c'è stata qualche occasione dove potevamo anche pareggiare. Però la squadra onestamente ha dato tutto quello che aveva. In questo momento è questo quello qualcosa che da può offrire la verificare su squadra. questo, queste sono cose interne che Certo, abbiamo ci mancherebbe, con la non è società, sicuramente la piazza giusta in però questo momento la per fiducia parlare. c'è, il gruppo è ottimo, il progetto è favoloso, quindi per cui ci adoperiamo per risorgere il più presto possibile. Mi dai conferma su queste parole del Sì. direttore tecnico? Sì, confermo. Noi alla fine quest'anno dobbiamo cercare di fare un campionato tranquillo, salvarci. Non parliamo di tranquillamente. promozione, No, completamente. Perché Il nostro è credo un che progetto che è un progetto a 3 anni. Anche perché il progetto Perché- importante, perdonami se ti interrompo, è legato a questi qui che stiamo Ecco, guardando, bravo. a questi bambini, a questa scuola calcio che voi avete, diciamo, organizzato alla grande. Abbiamo Pippetto Fighiera, che è un nome storico del calcio, che vi dà sicuramente il supporto tecnico migliore che possa esserci in questo momento. Ma Grande bomber, fondamentale. fondamentale. È da lì che probabilmente deve ancora costruire sempre di più il Città di Mascalucia, Presidente. Ma diciamo, guarda Ettore, noi siamo partiti 5 anni fa dalla terza categoria, ci siamo iscritti in terza categoria e abbiamo iscritto le squadre in tutte le categorie, cioè siamo partiti con un progetto già sin dall'inizio. Bene, bene, bene. Che pian pianino si sta consolidando. Chiaro. Giustamente ci vuole del tempo per avere i suoi frutti. Chiaro. Tra l'altro, quando parliamo di scuola calcio, parliamo di una categoria di ragazzi importanti che vanno dai primi calci sino agli esordienti, Fino agli per esordienti. cui proprio la base di quelli che possono essere magari il prossimo
futuro. frutto della città di Mascalucia. Vogliamo ricordare anche la scuola calcio che è proprio nei pressi, nelle vicinanze dello stadio comunale? Sì, siamo proprio quasi attaccati al campo sportivo di Mascalucia, dove siamo noi, è territorio di Tremestieri, Sì, però è ufficialmente Mascalucia. ufficialmente è il Mascalucia. Ci alleniamo tutta la settimana con 2 turni giornalieri perché abbiamo un bel gruppo, un bel nutrito gruppo di bambini. È vero. Speriamo bene. Speriamo bene, come speriamo bene anche il settore giovanile del città di Mascalucia, ovvero i giovanissimi e gli allievi. Voi fate e juniores, chiaramente, obbligatori tra l'altro per il campionato di promozione. Però sì, dimmi. Ho una domanda per Ivan, ci scrivono. Ma Ivan chi, scusa? Alessio. Alessio. Infatti di solito diceva Ivan chi? Alessio. Scusatemi, ancora sono nuovo. Vabbè, dai, vai, salvo. Alessio, perdona. Il bello della diretta è questo. Speriamo però che non succeda spesso. No, perché mi chiedeva appunto Giovanni A, Sì. ma così, il Caltagirone quante speranze ha, poi effettivamente lui scrive in maniera un po' differente, quante speranze ha di fare un buon campionato? Anche perché lui dice è un peccato vederlo un po' così In nei queste bassi categorie. Allora, hanno sicuramente una buona squadra. Però alla lunga non credo che possa ambire a chissà quale posizione. Sicuramente riusciranno a salvarsi. Campionato di transizione allora. Assolutamente sì. Ho capito. Vabbè, abbiamo accontentato quindi il nostro amico che ci segue da Caltagirone. Chiudiamo dunque con l'ultima battuta con i nostri 2 ospiti del città di Mascalucia. Settimana prossima con chi giocate? Ad Augusta. Ad Augusta, contro il città di Augusta, anche loro blasonata società, anche se non è ufficialmente il Megara, ma è la società che è nata dopo quella del Megara in prima categoria, ed è una società molto organizzata. Io conosco il presidente Cacciaguera che ci segue tantissimo, una società che vuole ancora vincere, quindi Sì. sarà una dura battaglia la settimana prossima al Megarello. Ce la giochiamo. Benissimo, mi piace questa cosa perché non mollate. Completamente. Guai a chi molla. Guai a chi molla. Allora vi auguriamo buon lavoro, sarà una settimana importante. Dimmi Turi. Volevo dire una cosa, ne abbiamo discusso tutte e 2, te lo sei dimenticato, ma io volevo dirla ora, della panchina lunga. Ah sì, vero, hai Questo ragione, è ne avevamo importante. parlato che lo volevamo Ed è ricordare importante, una e chicca chiudiamo, nuova. hai ragione. Esatto. Siamo entrambi d'accordo sul fatto che questa panchina lunga serva più agli esordienti, ai giovanissimi, agli allievi, alla prima categoria, alla juniores, anziché alla prima squadra. La promozione, infatti, anche, ai e non dilettanti. non solo ai professionisti, che dai la possibilità anche ai giovani invece di mandarli in tribuna È metti in vero, panchina è vero, è e li vero. puoi giostrare. Questa è la vero. cosa che dovrebbero attenzionare i boss del calcio. boss del calcio, bravo. Giusta, questa cosa di Turi Di Stefano è una cosa giustissima, panchina lunga anche nel campionato dilettanti. Con questo salutiamo i nostri ospiti, salutiamo anche la nostra amica Giada, tra poco conosceremo anche la nostra nuova penaltina, ovvero Annalisa. Ci fermiamo, abbiamo la pubblicità e poi parleremo per chiudere del campionato di prima categoria con Dario Giuffrida, con Luca Loisi e poi con il nostro ospite. A tra poco dopo la pubblicità. Dobbiamo fare una presentazione importante perché oggi presentiamo la nostra nuova penaltina, la terza penaltina che curerà diciamo, i risultati e le classifiche del campionato di seconda categoria che comunque ancora non è partito, però per questa prima parte della, diciamo, della nostra trasmissione invece curerà la prima categoria, ovvero Annalisa Leanza. Ciao Annalisa. Buonasera a tutti. Mi hanno detto che sei emozionatissima e quando sei arrivata qui eri tranquilla, pochi minuti prima di andare... Sì, l'ansia è salita. vabbè, ci sta anche. Chiaramente noi volutamente prendiamo le penaltine che non sanno niente di calcio. Tu sai qualcosa di calcio? Tutto. Cioè, come tutto? Noi volutamente le prendiamo che non sono molto informate sul calcio. Vabbè, mi farò una cultura. Ti farai una cultura. Esattamente. Sei contenta di far parte di questa bella equipe? Sì, sono felicissima, già ho conosciuto lo staff e tutte persone meravigliose. Benissimo, perfetto. E allora a questo punto mi giro da questa parte perché invece non ho delle bellezze delle nostre penaltine, ma ho le bellezze dei 2 commentatori ufficiali del campionato di seconda e prima categoria. La seconda, come al solito, guidata dal nostro Dario Giuffrida, campionato che ancora non è partito. Ancora però. partito, ciao Ettore, punti di vista per le bellezze. Vabbè, ci mancherebbe. Poi abbiamo Luca Loisi, ovvero il commentatore invece ufficiale del campionato di prima categoria, lui sì che è preparatissimo,
bravissimo, e poi il nostro ospite che l'anno scorso collaborava attivamente con Penalty e adesso ha dovuto rinunciare alla sua presenza fissa all'interno della nostra trasmissione perché ha preso una panchina importante, quella del Militello, e oggi hai bagnato con un debutto importantissimo, una grande vittoria 5-1. Sì, grazie Ettore, buonasera a tutti. Te lo devo dire subito, com'è andato il debutto? Il pubblico di Militello so che ci segue tantissimo. Molta gente al campo, siamo contenti per il risultato, un po' meno per la prestazione. Dobbiamo Ma come, avete vinto 5-1 e non sei contento della prestazione? No, assolutamente no. È proprio vero, gli allenatori sono sempre insaziabili, non c'è niente da fare. Bene, allora, campionato di prima categoria, diamo subito parola alla nostra terza penaltina, ovvero Annalisa. Perché? Perché noi attraverso appunto la nostra trasmissione, dato che i gironi di prima categoria sono tanti, sono 8, ne raccontiamo 4 con i risultati e le classifiche, mentre gli altri 4 vi diamo un quadro più generico, e in questo caso sarà proprio Dario a darcelo. Allora facciamo una cosa, Dario, così diamo subito spazio poi ad Annalisa per rilassarsi, perché posso immaginare è tesa per il suo debutto. Parola a te per parlarci di questi 4 gironi di cui raccontiamo soltanto, insomma, la classifica in generale. Allora, intanto sono i 4 gironi del Trapanese, del Messinese, il girone B che è in comproprietà tra Palermo e Messina, e il girone H che è l'ultimo, Agrigento e Caltanissetta. Attenzione però, non facciamo disperare i nostri telespettatori, perché probabilmente anche questi saranno gironi che poi verranno trattati, ma momentaneamente in questa parte iniziale abbiamo deciso appunto di fare soltanto questa parentesi. Sì, diamo una spolverata. Bene. A cosa è gironi. Successo a questo debutto? Allora, in questo debutto partiamo dal girone A, partiamo subito con un rinvio, perché il Lampedusa non è sopraggiunto al campo di Valderice, dove doveva giocare la gara esterna contro il Bonaggia Sant'Andrea, e la motivazione è molto semplice, hanno trovato i biglietti per partire col traghetto. Fantastico, vabbè, questa è la prima categoria. E questa è anche la prima categoria. E c'è anche il preannuncio che anche la prossima giornata, che Lampedusa purtroppo dovrà giocare in trasferta, sarà rinviata. Dovevano giocare a Marsala contro la Borgata Terranove, appunto per lo stesso motivo sarà rinviata. Io credo che fare sport, fare calcio a Lampedusa sia veramente un po' difficile, quindi le trasferte in bocca costano. al lupo, trasferte e anche soste fuori dal territorio lampedusano, insomma, costano. Quindi in bocca al lupo agli amici di Parliamo quindi del girone A, questo. Girone A, il girone del Trapanese, che vede l'esordio della città isola delle femmine con il Botto 6-1, veramente un esordio che come meglio non si potrebbe. Ci sono 2 vittorie esterne, ma vedremo che anche negli altri gironi, insomma, le vittorie esterne sono parecchie. Andiamo a vedere un attimo la classifica. Città isola delle femmine 3 come Borgata Terranove, Donorione e Favignana. Il Paceco 76, lo Iatina, il Castellammare e la Stella d'Oriente invece occupano la parte centrale della classifica con un punto. Prima giornata. Esatto, quindi classifica ancora molto corta. Assolutamente. Bonaggia Sant'Andrea, Lampedusa, Atletico Erice e Sparta Palermo con 0 punti. Questo è il girone di Trapani. Esatto, il girone del Trapani. Adesso c'è l'altro girone Trapani-Palermo, se non sbaglio. Palermo-Messina. Palermo e Messina, sì, perdono. Dove c'è il grande esordio dell'Acqua Dolcese, che ha fatto ben 4 reti in casa contro la Termitana, bene anche il Mistretta 3-0. Ottimo avvio del Sant'Agata di Militello con un'altra vittoria in trasferta, e il girone questo con più vittorie esterne, sono ben 3 su 7 partite, vuol dire che il fattore casalingo effettivamente non rende l'altro girone? Tantissimo. L'altro girone è il girone C di Messina, pesante 0-4 esterno per l'Aquila contro il Valle del Mela. L'Aquila ha vinto 4-0 contro il Valle del Mela, bene anche il Sinagra che si è imposto 3-1 in casa. E ancora tanti 0-0 in questo girone, sono ben 3, quindi una media gol che si abbassa, verosimilmente sono 13 reti in 7 partite. È stata una prima giornata che è partita un po' con il silenziatore. È vero. E chiudiamo con quello che è il girone che si divide tra la provincia di Agrigento e di Caltanissetta. Esatto, il girone H con il primo scatto del Milena e del Real Unione, del Real Suttano, che hanno vinto tutte e 3 per 3-1. C'è questa curiosa coincidenza. Male ovviamente le corrispettive
maschile, che sono il Casteltermini, la Siculiana e anche il Roccapalumba, che tra l'altro ha perso. Ci sono in tanti casa. gol in questo primo Sì, turno. ci sono tantissimi gol, totali 69 gol su 28 partite, quindi quello che non è successo nel girone. Non sapevo che ti eri segnato questo appunto. 2,46 di media in questi quattro 4 gironi, quindi 3 gol a partita per tutti questi gironi. È Ma un vuoi buon inizio. battere Luca in fatto di statistiche? Mi ha dato le istruzioni lui. Luca, invece con te adesso parliamo dei gironi che affrontiamo anche con i risultati più dettagliati. Allora la parola a questo punto passa al debutto di Annalisa. Di quale girone parliamo? Sì, Del girone parliamo D? del girone D. Benissimo, i risultati allora del girone D. Perfetto. A Messina, Gescal Messina Sud 1-1. A Mili Marina, Ghibellina Messana 1-2. A Nizza di Sicilia, Mediterranea Nizza Sporting Taormina 0-1. A Santa Lucia del Mela, Promende Furci 2-3. A Leto Ianni, Robur Desport Gaggi 3-0. A Santa Teresa di Riva, Santa Teresa Milo 3-1. A Saponara, Saponara Pellegrino 1-0. Il Milo ha perso, ma non parliamo con Dario, parliamo con Luca che invece a questo punto ci dà il quadro di questo girone. Sì, vediamo che subito le favorite del girone hanno vinto all'esordio. Parlo proprio del Santa Teresa che ha battuto l'unica compagine etnea del girone, il Milo, per 3-1. Anche la Robur è una squadra molto ambiziosa, è una neopromossa ma non ha nascosto le sue velleità di alta classifica, ha vinto facilmente sulla Desport Gaggi nell'anticipo del sabato per 3-0. Vittoria importante anche per il Furci sul campo della Promende per 3-2. A mio avviso la favorita numero 1 del girone è lo Sporting Taormina che ha vinto 1-0 sul campo della Mediterranea Nizza. Sporting Taormina che ha effettuato un calciomercato scoppiettante, sono arrivati giocatori che fino a poco tempo fa militavano addirittura in eccellenza, penso al difensore Giuseppe Straguzzi o agli attaccanti Alessio Emanuele e Cristian Varrica, uno che ha fatto anche la Serie D. Praticamente una squadra che vuole assolutamente distruggere questo girone. Allora. Infatti il mercoledì spesso giocano le amichevoli col Taormina di eccellenza e il Taormina soffre molto. Incredibile. La settimana scorsa un 2-2 col Taormina che ha rimontato solo nei minuti di recupero le 2 reti di svantaggio. Come vedi Dario non c'è nessuna possibilità di battere in fatto di statistiche, numeri e notizie il nostro amico Luca. Proseguiamo, nel frattempo Salvo abbiamo qualche notizia dalla postazione internet? Scrive Lillo da Messina, Lillo da perché Messina. vuole sapere la situazione riguardo la Messana. Benissimo, adesso magari ci darà notizie. Vuole sapere effettivamente se ci sono speranze di un buon campionato. Va bene, adesso dopo ci darà notizie subito il nostro Luca. L'altro girone invece che andiamo subito a raccontare con la voce di Annalisa, qual è? E il girone è? Il girone è. Dunque, chi abbiamo? Abbiamo squadre anche molto locali nella Sì. zona del Catanese, vai. Iniziamo con Belpassese Valverde 3-3. A Maletto Atletico Pedara 0-1. Ad Aci Catena Dacca Maniacese 0-0. Gravina Bronte 1-1. A Mister Bianco Lineri Mister Bianco Real Aci 1-2. A San Giovanni La Punta Real Paternò 1-2. Trecastagni Cometa Biancavilla 0-0. 0-0. Allora, un girone dove ci sono nomi importanti, Gravina, Trecastagni che non si è iscritto nel campionato di promozione perché era retrocesso. Un girone molto combattuto, con Luca. squadre dal passato importante. Abbiamo visto che in questa prima giornata è regnato l'equilibrio, ben 4 pareggi su 7 gare. Hanno vinto solo l'Atletico Pedara, una delle favorite alla vittoria del campionato, ha il blocco ex Spar Calcio nella propria rosa ed è andata a vincere in un campo difficile come quello del Maletto. Vittoria anche del Real Aci 2-1 sul campo del Lineri Mister Bianco. Entrambe le squadre sono state ripescate quest'estate dalla Lega Nazionale Dilettanti. La terza squadra a vincere è il Real Paternò che si è imposto sul campo del San Giovanni La Punta, che ha preso il posto della Spar Calcio, però decidendo di rinunciare al campionato di promozione e iscriversi al campionato di prima categoria. Tanti invece i pareggi, spicca quello tra Trecastagni e Cometa Biancavilla 0-0 tra due squadre che hanno ambizioni di alta classifica. Candidate, ho l'impressione che siano candidate alla vittoria.
anche se ancora insomma, la prima giornata non si può sicuramente parlare di squadre super favorite. Comunque è impressione vedere San Giovanni La Punta in prima categoria. Vabbè, succede, quando finiscono i soldi finiscono le categorie che contano. Proseguiamo perché adesso parliamo del girone F, che è quello del nostro amico Aldo Musumeci, della vittoria suonante. Un attimo, volevo chiedere a Luca. Sì. Io sono un grande tifoso del Valverde. Che squadra hai visto? Poi dobbiamo fare rispondere anche sul Messana. Sì, c'era il nostro amico Lillo che sì. da Messina. Sul Valverde? Per quanto riguarda il Valverde, ha confermato molti giocatori della passata stagione dove il Valverde comunque ha fatto un buon campionato, ha sfiorato i playoff, è arrivata quasi fino in fondo in semifinale di Coppa Sicilia. Quindi anche per quest'anno il Valverde potrebbe fare un ottimo campionato. È arrivato un pareggio 3-3 con la Belpassese, che è una squadra ambiziosa, neopromossa, ci può stare questo pareggio. Per quanto riguarda la Messana, è una squadra che è stata neopromossa, l'anno scorso ha vinto il campionato di seconda categoria. C'erano stati un po' di allarmismi dopo la gara di Coppa Italia persa in casa per 5-1 contro la Gesca. In questa prima giornata di campionato invece è arrivata una bella vittoria esterna sul campo della Ghibellina. La squadra può sicuramente dire la sua per il proprio obiettivo, che si è può quello salvare della salvezza. Perfetto. Allora vediamo i risultati della classifica Girone F. del girone F, sì. San Michelese, Carlentini 4-3. Atletico Militello, Sanconitana 5-1. Barrese Sporting Barriera 1-1. Castel di Iudica Sporting Catena Nuova 1-1. Massimiana Picanello. Massimiana. Vabbè, non ti preoccupare, Picanello. è il debutto, non ti preoccupare. 2-4. Megara Augusta. Megara Augusta. Mirabella 1-0. Ed infine Val Guarnerese Junior Ramacca 2-2. 2-2. Allora, 30 secondi su questo girone, poi guardiamo l'incontro Massimiliana Picanello, lo ha seguito per noi Alessio, e poi parliamo con il mister vittorioso dell'Atletico Militello. A te. Sì, Picanello che subito ha ottenuto un'importante vittoria contro la Massimiliana, una tra due squadre che entrambe vogliono lottare per le posizioni di vertice. E quindi è una vittoria importante che vale doppio. Bello l'esordio dell'Atletico Militello, del mister, che ha travolto 5-1 la Sanconitana. Un'altra squadra che ha ambizioni di alta classifica, sono arrivati giocatori importanti, un nome su tutti, Ottavio Nicotra, ex Discordia, Caltagirone e tante squadre. Ma ha fatto la testa così Aldo Musumeci su questo. Oggi non ha giocato Ottavio, oggi non ha giocato, è squalificato. In questo girone è da segnalare che c'è una situazione un po' strana tra l'Aquila San Michelese e la Sanconitana. Infatti pare che le dirigenze dell'Aquila San Michelese e della Sanconitana si sono unite in un'unica società che dall'anno prossimo si chiamerà San Michele Sancono, mentre la Sanconitana si è trasferita a Raddusa con una nuova società. Ho capito. Allora guardiamoci il servizio che ha realizzato Alessio Di Mauro riguardo appunto un incontro che si è disputato per questo girone. Parliamo della Massimiliana che è stata sconfitta dal Picanello. Un Picanello Corsaro batte e rimonta la Massimiliana aggiudicandosi il derby catanese alla prima giornata del campionato di prima categoria. Le due squadre si sono date battaglia, non risparmiandosi per tutti a 90 minuti, nonostante il caldo torrido che ha influito non poco sulla resistenza dei giocatori. La Massimiliana ha disputato un buon inizio di primo tempo, trovando addirittura il doppio vantaggio, ma la compattezza e la velocità del team allenato da Barbagallo, col passare dei minuti, ha messo alle corde la difesa locale, comprimendola nella propria area di rigore. La gara, come detto, si apre subito bene per la Massimiliana, che trova il vantaggio al 6° minuto con Samuele Razza, lesto a raccogliere in area un lancio del sempreverde Galvagna e battere con un preciso diagonale Carbonaro. La Massimiliana è padrona del campo e al 12° Toscano crossa in area un pallone dalla sinistra, per Razza che stoppa il pallone e calcia di controbalzo sul palo opposto, per la rete che vale il 2-0. Il Picanello, punito sull'orgoglio, si sveglia e trova il gol del 2-1 al 15° con una punizione dei 30 metri di Cannizzaro che si insacca sotto l'incrocio. La Massimiliana abbassa il ritmo, finendo col subire al 25° la rete del pareggio. Errato disimpegno difensivo di Scordo che regala il pallone a Cassone. Quest'ultimo improvvisa un tiro da fuori spedendo la palla in rete, aiutato da una parata non impeccabile del neoentrato Turcis.
Nella ripresa il Picanello scende in campo più determinato e trova il vantaggio al 53esimo con Pecorini, abile a ribattere a rete una corta respinta di Turcis su tiro di Cannizzaro, sempre su calcio di punizione. La Massimiliana tenta una timida reazione, ma non crea pericoli consistenti, a cospetto di un Picanello che trova addirittura la rete della sicurezza all'88esimo, su calcio di rigore procurato da Belluso e realizzato da Caruso. Finisce 4-2 per il Picanello. Bella vittoria quindi del Picanello con lo squadrone, perché insomma anche la Massimiliana vuole dire la sua nei confronti appunto di questa squadra catanese. Adesso vedremo, perché insomma è la prima giornata, ancora probabilmente è troppo presto per parlare di squadre favorite, soprattutto in un campionato sempre molto incerto come quello della prima categoria. Abbiamo l'ultimo girone e poi dopo finalmente però dobbiamo parlare del nostro amico Musumeci, perché voglio fare proprio la chiusura con lui, perché ci deve dire perché ha scelto di ritornare di nuovo ad allenare tra i dilettanti, mentre prima lui faceva il settore giovanile. Allora, il girone G. Girone sì. G. Iniziamo con Canicattini Netina 2-1. Perfetto. Frigintini Belvedere 1-4. Marina di Ragusa Sporting Priolo 2-0. Nuova Camarinese New Team Ragusa 1-0. Orsa Ragusa Acate 2-1. Rinascita Melillese Pachino 4-0. Sporting Eubea Perscicli 4-1. Anche in questo caso abbiamo tante squadre al primo posto con i 3 punti, quindi ancora assolutamente incerto il tutto. In questo primo turno la parte del Leone, diciamo, l'hanno fatta la Rinascita Melillese che ha travolto il Pachino, e anche Belvedere e Sporting Eubea che hanno ottenuto delle vittorie abbastanza rotonde. Bene il Canicattini che è esordito vincendo, ricordiamo l'anno scorso è stato un passo dalla promozione, poi sfumata proprio nelle ultime giornate. Abbiamo però una news sul girone F, sì. In quanto la Massimiliana, sconfitta dal Picanello, pare che presenterà il ricorso contro tre giocatori del Picanello che sembra siano squalificati. Okay, quindi potrebbe esserci una sorpresa. Esserci già un ribaltone alla prima giornata. Benissimo, mi hai fatto il gancio giusto per parlare appunto del girone dove il nostro Aldo Musumeci ha debuttato alla grande. Questa sconfitta da parte della Sanconitana a questo punto cos'è? Meritata o è soltanto un caso che voi oggi avete vinto 5-1? No, un caso direi di no, però... finalmente, un mister che lo dice, abbiamo giocato bene. No, questo non l'ho detto, ho detto che la vittoria non è stata frutto del caso, però sicuramente la squadra deve crescere, ha buone individualità, speriamo bene, la squadra è abbastanza competitiva, ha giocatori importanti. La società vi è vicino. La società è molto vicino, il presidente Gambera, il vicepresidente Pillirone, ma devo dire che tutta la dirigenza in questo mese di preparazione ha fatto grandi cose, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche proprio da un punto di vista proprio organizzativo, logistico rispetto al campo, e quindi da questo punto di vista sono assolutamente molto contento e ringrazio veramente la dirigenza che si sta prodigando. La domanda che avevo anticipato poc'anzi te la voglio fare a questo punto in diretta: ma perché questa voglia di ritornare a fare il mister nel settore dilettantistico e non più nel settore giovanile? Qui un po' tutti ce la siamo posti questa domanda. Figurati. No, vabbè, ma è anche legata al fatto che ovviamente lavora a Militello da 11 anni, quindi comunque si è presentata Conosci l'ambiente? Si è presentata questa opportunità, è tanti anni che faccio settore giovanile, non per niente l'anno scorso ero l'esperto di settore giovanile perché conosco un po' tutti i giocatori. Succede a livello di giovanile. Perché molti spesso allenatori che fanno i commentatori poi prendono la panchina e ci abbandonano. No, io... Voi prendete panchina eventualmente? Non ancora. Noi siamo disponibili. Loro sono disponibili. Il vice di Luca, vabbè. Aldo, ma a questo punto l'obiettivo primario di questa società e di questa squadra? Fare bene, fare bene, giocare bene, portare la gente. Siamo sicuri che poi il pubblico alle prime sconfitte, ai primi risultati negativi, poi dopo non crea polemiche? Perché io insomma so che il pubblico di Militello è sempre molto attento e alla prima occasione perdona poco. Il pubblico è molto esigente, oggi c'erano 200 spettatori e quindi comunque sempre un paese che ha una storia calcistica, per cui giustamente sono esigenti, si aspettano delle cose importanti alla squadra, speriamo di non deluderli e
più che lavorare non possiamo fare. Benissimo, allora 60 secondi finali, velocissimi per salutare chiaramente Salvatore Angemi, impostazione internet, un po' impaurito ma non in maniera eccessiva, però dai, è andata bene, abbiamo visto che sono arrivate tantissime email. Lo ricordiamo velocissimamente il nostro indirizzo, così anche durante la settimana chi volesse può mettersi in contatto con Penalty? Allora, semplicissimo, il nostro sito ovviamente www.programmapenalty.it, la mail è info@programmapenalty.it, abbiamo la pagina Facebook, sempre su Programma Penalty, e cosa importantissima, sul nostro sito abbiamo il muro, basta registrarsi e andare lì e scrivere i commenti che più si desiderano. Perfetto, grazie. Un grazie ad Aldo Musumeci, un in bocca al lupo per la prossima settimana, un saluto chiaramente anche al nostro Luca Loisi, Dario Giuffrida, che anche la prossima settimana cureranno insieme la prima categoria. Domani, se non sbaglio, escono i gironi di seconda categoria, quindi conosceremo anche i ripescaggi, certo. E un saluto anche al debuttante Annalisa Leanza, è andata bene, stai tranquilla, vedrai che di settimana in settimana le cose miglioreranno. Chiaramente ringraziamo anche Carmelo Puglisi, chiaramente ringraziamo anche Alessio Di Mauro, Ivan Jacobello che dietro le quinte anche lui ha lavorato in redazione, tra l'altro lui curerà una nuova rubrica che si chiamerà Siamo tutti calciatori, poi ce la spiegherà lui. In questa prima puntata abbiamo voluto non inserire nessuna rubrica, ma come tutti ben sanno dentro Penalty ci sono tante rubriche importanti, ritornerà Sport Story, ritorneranno i campioni di Penalty, ci sarà appunto la rubrica di Ivan Jacobello, ovvero Siamo tutti calciatori, ci sarà un'altra rubrica che si chiamerà Siamo tutti allenatori. Insomma, come al solito anche quest'anno non mancheranno le sorprese all'interno di questa trasmissione. Voglio ringraziare prima di mandare la sigla finale chiaramente tutta la regia tecnica, un saluto naturalmente al nostro scenografo che ha fatto questa bellissima scenografia di Penalty, il nostro Salvo Campo, amico di Sesta Rete, nonché amico anche e soprattutto di noi di Penalty. Ringraziamo tutti e soprattutto diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci a tutti!